Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince. Questa sera torniamo a parlare di economia, ma con un taglio giovane, lo capirete tra poco. Abbiamo parlato anche nelle scorse settimane di crowdfunding, questo nuovo approccio per far crescere le aziende, e abbiamo parlato in particolare dell'esperienza FC Clivense appoggiata e accompagnata da Phoenix Capital. Proprio Phoenix Capital è ospite qui stasera con il manager Francesco Righetti, a cui do il benvenuto. Buonasera e a tutti. alla mia sinistra Federico Figini, founder di Elba, che è la nuova startup in realtà presente sul mercato già da tempo, che appunto grazie alla conoscenza di Phoenix Capital vuole accedere a questo mondo della raccolta diffusa per far crescere ancora di più un'esperienza che sentiremo tra poco ha già dato dei risultati molto molto importanti. Buonasera Matteo, grazie dell'invito e buonasera a tutti i vostri telespettatori. Allora, partiamo con ordine. La startup si chiama Elba, con l'H davanti. Si chiama Elba con l'H, che era il nome medievale dell'isola che appunto vuole rappresentare questo gin, l'isola d'Elba appunto. E siamo nel mondo dei distillati, degli spirits, così come si dice, perché il prodotto di per sé è il gin, quindi se vuole mostrare anche certo. la bottiglia, perché insomma è una bottiglia molto iconica, molto particolare, che vuole un po' rappresentare il colore del mare cristallino dell'isola d'Elba, il nome appunto, il nome medievale dell'isola, e questo cuore che rappresenta il sottosuolo minerale dell'isola d'Elba. Gin, come diceva giustamente lei, ma London Dry Gin nello specifico. London Dry cos'è? Non è altro che un disciplinare, il disciplinare con il più alto standard qualitativo che esiste nel mondo dei gin. La curiosità sicuramente del nostro pubblico sarà proprio nell'identificare il perché nasce un gin proprio su quest'isola meravigliosa dal punto di vista naturalistico, e come nasce il rapporto suo personale con l'isola d'Elba. Un rapporto che nasce in maniera affettiva, dall'accento capirete che sono di Milano, sicuramente non c'è una toscanità nel mio accento. Nasce questo rapporto perché io frequento l'isola d'Elba fin da quando ero piccolissimo. Ho trascorso sull'isola le vacanze più belle della mia vita e mi sono pian piano innamorato di questo territorio, mi è entrato dentro, e quindi volevo fare un qualcosa che fosse un tributo a quest'isola meravigliosa, e da qui nasce proprio l'idea di Elba Gin. Quindi tutte le botaniche che utilizziamo e l'acqua che è utilizzata nel processo di distillazione provengono proprio dall'isola d'Elba, dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Poi arriveremo a raccontare ulteriori dettagli, perché è davvero una sfida imprenditoriale molto molto interessante. Mi rivolgo a Francesco Righetti, che è manager di Phoenix Capital e responsabile dei progetti digital. Dicevamo Phoenix, che ha avuto un ruolo importante già nell'esperienza FC Clivense, addirittura andando oltre le aspettative con una raccolta importante. Cambia il settore merceologico, ma l'approccio insomma è il medesimo, no? Sì, cambia il settore merceologico decisamente dallo sport, dal calcio, dallo sport. Ma portiamo la nostra esperienza maturata in FC Clivense in un altro settore con, diciamo, la stessa metodologia di ricerca fonti di finanziamento per un progetto imprenditoriale in cui crediamo. Dopo racconterò magari come ci siamo arrivati, ma con l'attenzione a, comunque sempre come è stato con FC Clivense, a una comunicazione e alla validazione di un mercato e di una nuova strategia, nuove possibilità per andare a far crescere dei business di successo. Ecco, questo è il motore che ci anima in questa campagna. La nostra storia con Federico è nata quando venivamo da una task force sempre in ambito bevande alcoliche, possiamo dire. Avevamo analizzato molto bene il mercato, quelli che erano, diciamo, le strategie necessarie per avviare un business in questo settore. Conosciamo Federico e ci rendiamo conto che la sua persona, il suo modo di fare aveva già nel poco tempo di vita di Elba, in 1 anno e mezzo, affrontato tutta una serie di step che nel settore erano fondamentali. Questo ci ha colpito immediatamente, insieme alla sua grande capacità comunicativa in ambito marketing, di sviluppare un prodotto di questa qualità, di design, di mettersi in una fascia premium e di portare avanti un business in questo modo. Questo ci ha colpito e abbiamo detto: lui è il prossimo crowdfunding in cui vogliamo credere, e così abbiamo iniziato tutti gli step di
diciamo, di definizione del business model, del business plan di Federico, l'abbiamo analizzato insieme, lo abbiamo accompagnato dal punto di vista legale, tutto quello che c'è nell'avvicinamento alla operazione campagna. molto complessa, mettere in piedi un crowdfunding, assolutamente. Tutti i rapporti con la piattaforma che abbiamo scelto, che anche in questo caso, come nel caso di FC Clivense, è Back to Work, fino ora al lancio, che adesso lascerò la parola a Federico magari per il lancio a tutti gli effetti, ma avverrà, diciamo, in forma privata in questi giorni e poi andrà pubblica il 22. Il 22. Tra l'altro abbiamo parlato della piattaforma Back to Work, la vediamo proprio dal nostro display, e qui c'è già la pagina dedicata proprio all'Elba e vediamo che ci sono i dettagli del progetto, c'è un video in cui appunto Federico presenta la sua idea innovativa, ci sono anche delle testimonianze, ecco. Dopo un po' chiede di registrarsi. Dobbiamo accedere, ecco, non l'abbiamo fatto, comunque fidatevi. Lanciamo un breve video, invece un trailer, una sorta di teaser di qualche secondo che spiega un po' questa idea e ce la gustiamo. Federico, una ricetta di proprietà, un brand tutelato e registrato, volete diventare anche un cosiddetto love brand, no? Un qualcosa che entra proprio nel cuore, c'è anche un cuore come simbolo sulla bottiglia, un qualcosa che si vuole radicare bene nella parte più emotiva anche delle persone. Fermo restando che il prodotto comunque è ottimo dal punto di vista qualitativo. Il prodotto dal punto di vista qualitativo ottimo, distillato da una delle 3 migliori distillerie artigianali in Italia, ma l'idea è proprio quella di portare un po' non solo un prodotto ma lo spirito dell'isola, quindi quella sensazione di stacco, di evasione dalla realtà, di freschezza, di rilassatezza che viviamo tutti frequentando un'isola, qualunque essa sia durante l'estate. L'idea era di racchiuderlo nella bottiglia e di far vivere a tutti quelli che consumano il prodotto queste sensazioni in ogni gin tonic e in ogni brindisi, quindi questo è quello che ci prefiggiamo. Una storia che è iniziata neanche 2 anni fa, però ci ha regalato delle soddisfazioni enormi, perché in meno di 2 anni appunto siamo diventati uno dei primi 30 gin italiani su un mercato molto affollato. Oggi in Italia abbiamo quasi più di 1000 player presenti sul mercato, quindi una realtà, tra l'altro difficile. Una produzione anche significativa, perché arrivate, se non sbaglio, attorno alle 5.000 bottiglie annue, quando una media del mercato si aggira attorno alle 1.000 bottiglie. Sì, diciamo che di questi 800 player e più presenti sul mercato, solo una cinquantina arrivano alle 1.000 bottiglie. Noi con 5.000 l'anno scorso, un obiettivo di 10.000 per il 2023, insomma ci stiamo cercando di imporci in maniera importante sul mercato. La soddisfazione non è solo per il prodotto ma anche per il fondatore, perché Federico Figini è stato inserito da Fine Dining Lovers, la piattaforma online dedicata al global gastronomy, tra i 30 talenti under 35 del food da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio, osservato speciale, esatto. È stato un po' un regalo di Natale. Apro questo articolo e dico, ok, sono un osservato speciale. Sì. Sente questa pressione? No, sinceramente, poi un gin tonic risolve tutte le pressioni. Dal punto di vista, torniamo da Francesco, ecco, dal punto di vista tecnico, dicevamo, mettere in piedi un crowdfunding non è semplice, perché uno pensa che basti un'idea e basti, insomma, mettere questa idea su una piattaforma, in questo caso Back to Work, e poi va da sé. In realtà dietro, come abbiamo detto prima, c'è uno studio, un'analisi di mercato importante. Tante occhiaie, come tante occhiaie, quindi non è un gioco. Non è un gioco fare una campagna di successo, cioè entrare su una piattaforma e mettere un'idea al vaglio di ipotetici finanziatori può essere anche relativamente semplice, con un po' di basi digitali. Quello che è complicato è fare una campagna di successo, perché deve avere una definizione anche temporale di touch point, di passaggi da affrontare che non sono minimamente scontati. Oltretutto, no, quella che definiamo un po' anche come Phoenix, la triplice forza dell'equity crowdfunding, lo dicevo prima, no? Al di là di finanziare, ha altri 2 step molto importanti in questa fase di esposizione di circa 8 settimane, che sono quello della comunicazione, quindi bisogna essere pronti a comunicare, ad esporsi in un certo modo, quindi anche il piano di
business, ma tutta un'altra serie di parametri devono essere valutati, anche legali, in maniera molto attenta, e poi soprattutto quello di andare a validare il mercato. Bisogna essere pronti a validare il mercato, e questo ha uno studio non banale, non scontato di mesi, perché ci vogliono mesi per preparare un crowdfunding molto dettagliato e molto importante per la riuscita. Ecco, quindi vedremo adesso, quando il 22 la campagna diventerà pubblica, vedremo se questo lavoro l'avremo fatto. Tra l'altro si inserisce proprio in un contesto di aumento di capitale, per parlare magari con parole conosciute anche dai più. C'è un obiettivo massimo di raccolta? L'obiettivo massimo sì, è di 300.000 euro, mentre l'obiettivo minimo è di 80.000, anche se proprio per il tipo di prodotto abbiamo studiato quella che possiamo definire una campagna ibrida, ovvero non è solo una campagna di equity crowdfunding in cui in cambio di un finanziamento si vanno a diluire, si dice tecnicamente, dell'equity, delle quote societarie, bensì ci sono anche dei reward, delle ricompense incluse nella campagna, quindi sia equity sia reward. Su questo magari lascio la parola a Federico, ci racconta un po' a seconda dei tagli, dal taglio minimo di 500 euro, quelle che saranno anche le ricompense per gli investitori. Sì, la nostra idea era proprio quella di costruire una community attorno al prodotto e di far sì che non fossero solo investitori, ma fossero persone che condividono la filosofia e lo sviluppo dell'azienda. Vogliamo anche fare leva su quella che può essere l'attrazione nei confronti degli appassionati del mondo del gin e degli spirits, quindi una soglia di investimento che parte dai 500 euro, quindi un chip comunque molto, molto abbordabile per entrare a far parte del team, della squadra, con appunto questa scaletta di reward che parte anche per chi investe anche solo 500 euro da bottiglia omaggio, la possibilità di partecipare a eventi esclusivi che organizzeremo durante l'anno, la possibilità di avere la priorità nell'ordine delle tirature limitate e un sistema di scontistiche, proprio accumulo punti e fedeltà nei confronti anche delle vendite procurate. Immagino l'orgoglio di dire faccio parte di Elba Gin, sono socio, proporlo a degli amici, questo permette di accumulare anche dei punti che poi possono essere convertiti in merchandising piuttosto che in bottiglie o eventi particolari, fino ad arrivare al taglio massimo per investimenti sopra i 10.000 euro, che prevede anche la partecipazione ad un experience proprio sull'isola d'Elba e un listino dedicato se l'investitore fosse anche una realtà aziendale, quindi per i clienti B2B abbiamo previsto delle condizioni poi in termini commerciali vantaggiose e privilegiate. Tra l'altro poi ci si chiederà, no, dal punto di vista strategico, questo aumento di capitale a cosa potrà servire per chiaramente diversificare, introdurre alcune linee di prodotto diverso, introdurre alcune figure anche manageriali, perché è previsto anche un direttore commerciale per esempio, ma mi ha colpito anche Elba Alcohol Free. E anche un vermouth addirittura. E anche un vermouth. Allora, sicuramente i driver su cui ci muoveremo, dove utilizzeremo il capitale raccolto, saranno una grossa parte in ambito marketing, proprio per distinguersi dai tanti competitor e proseguire con la narrazione distintiva del nostro prodotto. Abbiamo intenzione di ampliare il team con l'inserimento di una figura che ci permette di sviluppare la rete commerciale, che già ad oggi conta 15 elementi sparsi su tutto il territorio nazionale, in Spagna, di recente in Romania e prossimamente anche in Svizzera e in Polonia, e anche alcune line extension, tra cui l'introduzione di un vermouth, prodotto che si sta sviluppando molto, prevedo che sarà uno dei trend dei prossimi anni, e anche quello che è l'alcol free, quindi un gin, una bevanda in realtà aromatizzata con gli stessi sentori dell'isola, caratteristici del nostro gin, ma che non abbia appunto un contenuto alcolico, con tutti i vantaggi connessi poi a questa tipologia di prodotto, che è un altro trend in forte sviluppo. Un altro fattore da sottolineare è che tutti i passaggi sono effettuati in maniera artigianale, anche questo insomma non è scontato. Il nostro approccio distintivo, che poi è anche il business model su cui facciamo leva anche in piattaforma, è quello di avere da una parte un approccio al mercato dal punto di vista imprenditoriale e della comunicazione da grosso brand industriale maturo, ma mantenendo una qualità artigianale, che vuol dire che ogni processo è svolto assolutamente a mano, dall'illustrazione che è stata sviluppata e realizzata a mano, alla distillazione che è operata dal nostro mastro distiller a Gubbio, in questo caso in Umbria, l'imbottigliamento, l'etichettatura, tutto curato, la raccolta delle botaniche, il mirto, le foglie di mirto le raccogliamo con le cesoie proprio all'isola d'Elba a mano, occupandocene personalmente.
partner, diciamo, di questo progetto, oltre a Phoenix Capital, lo dobbiamo sottolineare, c'è anche Next Generation Verona, Next Gen, che accompagna a fianco appunto di Phoenix Elba. E dicevamo, Francesco, un approccio, quello del crowdfunding, che si sta diffondendo sempre di più, non è nuovo perché esiste già da qualche anno, però sta diventando un'opportunità concreta, come nel caso di Elba, per rilanciare e per far crescere delle realtà che meritano in un momento in cui, insomma, l'economia, sappiamo, sta vivendo anche un momento particolare. Sì, paradossalmente, proprio per lo stesso motivo, è anche uno strumento che a volte mette anche un po' timore agli imprenditori, no? Ne parlavamo prima, un'esposizione mediatica molto forte e mettere, diciamo, in pubblico, come quasi fosse una piccola quotazione in borsa, Certo. la propria idea di business può spaventare. Dall'altra parte c'è tutta una metodologia che, partendo dai cicli Vance, oramai abbiamo consolidato, che va, diciamo, dalla strutturazione di business plan, al supporto legale, al supporto dei rapporti con i commercialisti per i vari aumenti di capitale, fino alla gestione comunicativa di marketing e di ricerca investitori da portare in crowd, diciamo, tecnicamente. No, ci siamo veramente specializzati come Phoenix su questo settore. Abbiamo tra l'altro anche in cantiere altre campagne, sempre in collaborazione un po' con Next Gen e con altri clienti, quindi sicuramente il crowdfunding rappresenta uno strumento rivoluzionario, no? È l'unico strumento, a differenza di anche diciamo, investitori istituzionali di venture capital o business angel, che è in grado di fare in modo, la dico in maniera Certo. banale, ma di avere alle spalle centinaia magari di investitori che credono nel tuo progetto. Questo fa una grande differenza a livello di validazione di mercato. Non è più l'imprenditore da solo, non è più l'imprenditore con un investitore che crede nell'idea, ma sono centinaia, decine, centinaia o migliaia nelle grandi campagne di persone che stanno comunicando, che credono in quel progetto e, come succederà con Federico, diventano ambassador loro stessi del progetto che stanno seguendo. Ecco, questa è la grande forza del crowdfunding e questo è anche il motivo per cui alle spalle di una campagna c'è un grandissimo lavoro di progettazione, definizione Diciamo, di anche implementazione. perché parlavamo prima di responsabilità con Federico, chiaramente se ci sono tante persone che credono nel progetto e che investono, giustamente bisogna fare le cose in modo serio, perché insomma ci sono persone che comunque, chi più chi meno, danno dei propri denari. Assolutamente. E quindi... Questa pressione la sento molto di più di quella degli under 35 da tenere d'occhio, assolutamente sì. No, nel senso che poi appunto ci sono tante persone che hanno delle aspettative e quindi è a maggior ragione uno stimolo, immaginiamo, no? Per uno lavorare stimolo, bene. ci piace lavorare in squadra, infatti siamo anche aperti a avere investitori che hanno voglia magari anche di dare un contributo in termini di idee, in termini sicuramente proattivo. E questo percorso, nonostante sia iniziato da poco, però non siamo stati soli, perché siamo riusciti a costruire tante partnership. Ne cito solo 3, tanti eventi fatti con un brand come Red Bull City Crusher. Abbiamo fatto una partnership con Neo Cocktail, tra l'altro ho portato un esempio, sono cocktail pronti da bere, Ma dai. è una delle startup leader nei cocktail pronti da bere, e questo prodotto è un cocktail sviluppato ad hoc, ha fatto un grossissimo successo. E poi una partnership con Wild Livery, che è la startup principale nel settore del delivery, appunto del beverage, che si impegnerà anche nel sostenere la campagna di crowdfunding. L'amministratore delegato, il founder Francesco Magro, si sta spendendo, investirà e si metterà in prima persona per diventare ambassador della nostra campagna. Ci sono degli obiettivi, diciamo, a medio periodo, obiettivi anche un po' a lungo periodo, si parla anche di una futura exit, sì, no? L'obiettivo è arrivare al 2026 con un fatturato attorno ai 5 milioni, un utile attorno al 1,5 milioni, e l'obiettivo è quello di poi farci acquistare da uno dei grossi player di settore presenti sul mercato, che sono molto interessati a prodotti legati a territorialità, a prodotti artigianali, e quindi andiamo anche a dire a quelli che saranno i nostri investitori che potranno avere un ritorno concreto sul loro investimento in un orizzonte temporale sicuramente breve, perché parliamo di 3 anni. Francesco, volevi dire qualcosa? Di questa task force fatta sul finire dell'anno scorso sulle bevande alcoliche. Non era gin, era un altro settore, ma paradossalmente, e in questo è il caso di Federico, si riesce, diciamo,
utilizzo un termine ciclistico, scollinare, entrare, diciamo, a consolidare un mercato, acquisire una brand equity importante nel settore, al di là di quelle che poi possono essere le marginalità che nel gin sono superiori rispetto ad altri settori, sempre di spirits, di bevande alcoliche, il mercato si riesce a consolidare molto bene e questo rende molto appetibili i giovani brand emergenti che riescono a scollinare per operazioni di exit. Un exit rapida, quella a cui sta puntando Federico, dove sicuramente una volta stabilito il brand e posizionato il brand a quel livello, sicuramente ci sono delle ottime opportunità di uscita, di exit. Sì, perché il 2026 insomma meno di 3 anni, quindi c'è sicuramente uno stimolo forte, dicevamo, a crescere e ad arrivare a questo obiettivo che diciamo a lungo periodo in realtà, insomma 3 anni, meno di 3 anni, è dietro l'angolo. Chiudiamo, Federico, dicendo che è un prodotto di fatto che si inserisce nel contesto del marketing territoriale. L'Elba esprime un paio di prodotti, diciamo, veramente autentici di quel territorio. Un obiettivo sarebbe quello anche di arrivare con Elba Gin, appunto, a rappresentare l'isola, magari con un terzo prodotto. Assolutamente, l'idea, i due prodotti sono un brand di orologi che vende in tutto il mondo e l'acqua dell'Elba, che sono cosmetici, profumi che portano la sensazione dell'isola, del suo mare, anche loro un po' dappertutto. L'idea è diventare il terzo pilastro in un'operazione che vada a valorizzare un territorio dalle enormi potenzialità, non ha niente da invidiare a isole o luoghi più blasonati, e quindi portare proprio visibilità. Insomma, è un'operazione, diciamo, win-win per entrambi, perché noi sfruttiamo la brand awareness dell'isola e vogliamo anche, in realtà, poi anche noi contribuire a migliorare, a riportare questa ricchezza, questa visibilità al territorio. Esatto. E allora, in bocca al lupo davvero a Elba, questa startup, più che startup, perché abbiamo visto dei numeri molto interessanti, che aprirà formalmente tra qualche giorno la raccolta sulla piattaforma Back to Work, prima in forma privata e poi in forma pubblica dal 22 di marzo, e quindi ci sarà la possibilità di aderire e condividere questo progetto imprenditoriale fondato da Federico Figini, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie mille a voi, grazie a tutti, buona serata. Grazie anche a Francesco Righetti per averci portato la testimonianza di Phoenix e di questa nuova sfida per l'azienda veronese, che sicuramente è pionieristica nel mondo del crowdfunding. Grazie a te, Matteo, per l'invito, e insomma penso ci rivedremo altre volte per il lancio di altre campagne. Davanti a un gin tonic, magari. Davanti a un gin tonic. Squadra che vince termina qui per questa sera, noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.